Sviluppo vuol dire anche infrastrutture. Ce lo insegnano gli economisti, ce lo ha dimostrato l'esperienza. Ma nel nostro Paese le risorse destinate alle infrastrutture sono in calo. Dai 38 miliardi saranno 27 nel 2012. Stiamo parlando dell'1,6% del PIL. Insufficiente a fare le infrastrutture che servono, insufficiente a fare da volano allo sviluppo. Il fatto è che le infrastrutture, oltre a essere costose e quindi da selezionare per priorità, stanno anche fisicamente vicino alla casa di qualcuno. Un bene per la collettività può diventare un disagio per alcuni. E poi le infrastrutture che servono allo sviluppo richiamano vecchie o nuove rivalità fra territori. Chiunque pensi di uscire vincitore per avere bloccato un progetto prezioso per un territorio, lo è certamente a scapito di una visione di vero sviluppo. E penso che dirlo oggi, con quello che sta succedendo nel nord-ovest del Paese, sia qualcosa che assume una certa significatività. Bisogna scegliere le infrastrutture che servono e quando i benefici sono superiori ai costi vanno fatte. Creiamo le condizioni per attirare capitali e sviluppiamole in project financing, dalla TAV agli aeroporti, dalle autostrade ai porti. Non possiamo dire che sono finiti i soldi pubblici per le infrastrutture e semplicemente scegliere di non farle, pur di non aprire i privati, italiani e non. Sulle infrastrutture che servono, al Paese occorre una visione complessiva che abbia una dimensione nazionale. Stiamo ancora aspettando il federalismo dell'efficienza gestionale e siamo già al federalismo del veto. Porto Tolle è un esempio dei veti scellerati che hanno costretto una corsa ai ripari contro il tempo. Questo esempio dimostra che non è in gioco né la democrazia né l'attenzione alle minoranze, è solo miopia.